I 3 segnali d'allarme che indicano che è l'ora di vedere un dentista. Non aspettare che il dolore diventi insopportabile prima di vedere un dentista. Ecco 3 segnali d'allarme che non dovresti ignorare. La tua salute orale potrebbe dipendere da una pronta reazione a questi sintomi. Primo segnale: dolore persistente o sensibilità ai denti. Questo non è solo fastidioso, ma può essere il sintomo di problemi più gravi come carie avanzata, infezioni o lesioni dentali. Non sottovalutare il dolore e il modo in cui il tuo corpo segnala che qualcosa non va. Secondo segnale: gengive che sanguinano facilmente, sono rosse o gonfie. Questi possono essere segni di gengivite o malattia parodontale che, se non trattata, può portare alla perdita dei denti e ad altre complicazioni di salute. Le gengive sane non sanguinano. Se noti questi sintomi è il momento di una visita. Terzo segnale: alito cattivo, persistente o cambiamenti nella bocca come secchezza insolita, macchie o ulcere che non guariscono. Questi possono essere segni di problemi di salute orale o, in rari casi, di condizioni mediche più serie. Un controllo odontoiatrico può aiutare a identificare la causa. Ignorare questi segnali d'allarme può portare a problemi più seri e trattamenti più complicati. Non rischiare la tua salute orale. Se stai sperimentando uno di questi sintomi, prenota subito una visita con il tuo dentista. Ignorare questi segnali d'allarme può portare a problemi più seri e trattamenti più complicati. Non rischiare la tua salute orale. Se stai sperimentando uno di questi sintomi, prenota subito una visita con il tuo dentista. Prenditi cura del tuo sorriso e garantisci la tua salute generale.